E ora parliamo di suolo e di come agisce l'ARPAV nel nostro territorio. Sentiamo Alice Ferretti. Siamo venuti nella sede dell'ARPAV di Treviso per capire cosa fa l'ARPAV per il suolo del Veneto. Sì, la nostra legge istitutiva dell'ARPAV ci dà il mandato, il compito di occuparci di conoscenza dei suoli, quindi prima di tutto noi facciamo conoscenza di base. Cosa vuol dire? Che andiamo a indagare le caratteristiche primarie dei terreni, cioè che tipo di struttura, di tessitura, tutta una serie di parametri standardizzati. La prima realizzazione che abbiamo fatto ancora nel 2005 è questa che vedete qua rappresentata, che è la Carta dei suoli del Veneto. È una scala non di dettaglio, ma serve per avere già un'idea di quelle che sono le principali situazioni, le principali caratteristiche dei nostri terreni veneti. Come vedete, ad ogni unità di colore della carta corrisponde la presenza di suoli che hanno caratteristiche omogenee tra loro. Questa era un primo inquadramento di tutta la regione, però sapendo che poi per le necessità proprio operative sia degli enti locali che anche delle nostre strutture operative di ARPAV c'è bisogno, questo dettaglio non è sufficiente, ma c'è bisogno di un maggior approfondimento. Abbiamo iniziato successivamente ad occuparci anche delle carte dei suoli a scala di maggior dettaglio, quindi come si vede in questa cartografia che è relativa ai suoli della provincia di Treviso, siamo andati ad approfondire, a indagare con una maggior densità, una maggior fittezza il nostro territorio, e abbiamo individuato delle altre sottounità rispetto a quelle della carta precedente, che allora permettono anche ai tecnici e chi deve fare controlli e valutazioni sul territorio di avere maggiori informazioni e poter anche trarre delle valutazioni utili proprio ai casi pratici. E oltre a questo, ultima cosa importante è che queste cartografie poi sono molto importanti dal punto di vista della pianificazione territoriale, perché quando si deve pianificare, decidere cosa fare su un'area, su un terreno, su un territorio, conoscere il tipo di terreno che abbiamo a disposizione è sempre un aspetto fondamentale, insomma. Vi siete occupati anche dei rischi dei suoli, i rischi che corrono, insomma? Sì, perché la normativa europea parla dei suoli dicendo svolgono funzioni importanti, funzioni di sostentamento perché danno produzione alimentare, funzioni di filtro per le acque sotterranee, eccetera, eccetera. Quindi la normativa dice è importante proteggerli i suoli, anche perché sono una risorsa non rinnovabile, cioè nel momento in cui un suolo si è distrutto non si recupera più. Allora sono state individuate, e qua vedete alcune rappresentazioni anche dei lavori che abbiamo fatto, sono state individuate delle minacce, cioè dei rischi di degradazione del suolo. Noi ci stiamo occupando, abbiamo cominciato dai principali rischi, ci stiamo occupando un po' alla volta delle varie problematiche che anche il nostro territorio presenta. La prima che vedete qua rappresentata è l'erosione. L'erosione del suolo è un problema soprattutto nei terreni in pendenza, e difatti, come vedete anche qua, no, le parti più scure, più rosse sono quelle della collina e della montagna, è quella la zona che presenta i maggiori rischi. Però fortunatamente, proprio perché le nostre montagne sono ricche di boschi, di prati, eccetera, il rischio viene fortemente attenuato dall'uso del suolo, per cui potremmo dire che dalle valutazioni che abbiamo fatto noi ci sono sì delle aree più a rischio, però la maggior parte del territorio non presenta questo particolare problema. Altra problematica che abbiamo affrontato è quello del rischio di diminuzione delle sostanze organiche che sono contenute nel terreno. Questo aspetto è legato anche alla problematica del protocollo di Kyoto, perché più carbonio rimane nel terreno e meno va a fare effetto serra. Quindi ci sono varie anche misure già messe in atto dalla Regione proprio per garantire il mantenimento, l'aumento della sostanza organica nei terreni. Anche qua, come vediamo, ci sono delle zone più rosse in cui il livello è più basso, quindi in cui bisogna lavorare di più, cioè porre una maggiore attenzione per tenere alto il livello di sostanza organica, altre invece colorate in giallo e verde dove invece questa problematica è meno presente.
Altro problema che abbiamo di recente affrontato anche proprio con la pubblicazione di uno specifico lavoro è il rischio, diciamo, è quello che viene definito come rischio di contaminazione dei suoli, e anche con una recente pubblicazione abbiamo iniziato andando a valutare qual è il normale contenuto di certe sostanze inquinanti nei terreni. Quindi abbiamo attivato un monitoraggio sulla concentrazione dei metalli pesanti, e queste sono, diciamo, delle prime valutazioni anche cartografiche con cui abbiamo suddiviso la regione in aree omogenee per contenuto di metalli pesanti, e in ogni area abbiamo definito qual è la concentrazione di riferimento. Questo logicamente dal punto di vista operativo serve per capire quando un terreno è realmente contaminato oppure presenta determinate concentrazioni perché ci sono naturalmente. E un quarto, diciamo, caso problematica di rischio di degradazione è quella legata al contenuto eccessivo di sali nel suolo, quindi il rischio di salinizzazione. Come si può vedere anche dalle immagini, il rischio, come è logico, è più presente in prossimità delle coste, perché le acque marine che contengono sali in quantità possono, venendo a contatto con i suoli, provocare questo aumento di sali nel terreno. Quindi non ci sono rischi particolari, diciamo, ci sono determinate aree che sono più soggette a questo rischio. Al momento il rischio è tenuto sotto controllo, però diciamo anche qua c'è un'attenzione particolare, perché la prospettiva è che con i cambiamenti climatici e la minor disponibilità di acqua in generale questo rischio possa incrementarsi.